Prepariamo oggi i parafrittus, ossia quelli che tutti chiamano fatti fritti, ma in realtà sarebbe frati fritti, perché para in sardo significa frate. Ci serviranno 500 g di farina Manitoba, 150 g di zucchero, 50 g di burro, 2 uova, 20 g di lievito di birra fresco, la scorza di un limone biologico che ho colto dalla pianta, quindi più fresco di così non si può, e un quarto di litro di latte. Iniziamo. Pesiamo subito i 500 g di farina, quindi andiamo a setacciarla con il nostro setaccio d'epoca, Su Sarazzo, per essere sicuri che non ci siano impurità. Aspetta. Meglio come funziona, ho preso il piccolino, sempre un Usarazzo, però una versione più piccola. Comandi più larghi. Ok? Scaldiamo il latte e aggiungiamoci il burro. Quindi sono i 250 g di latte e circa 50 g di burro che noi mettiamo ad ammorbidire nel latte in modo che si sciolga. Abbiamo il nostro latte tiepido con il burro sciolto all'interno. Ora prendiamo un po' di acqua a temperatura ambiente o appena tiepida, mi raccomando non superate i 30 gradi, e iniziamo a scioglierci il nostro lievito di birra. In questo caso ho deciso di utilizzare un po' più di lievito, diciamo 25 grammi, perché la giornata è particolarmente fredda e ho paura che non ce la faccia a lievitare. Quindi iniziamo a inserirlo e a scioglierlo. Un po' di pazienza e aspettiamo che tutto il lievito sia sciolto nell'acqua. Iniziamo la lavorazione. Rompiamo le uova in un recipiente, quindi aggiungeremo i nostri 50 g di zucchero, questa volta solo 50, perché il resto dello zucchero ci servirà per la finitura del dolce. Aggiungiamo lo zucchero e iniziamo ad amalgamare. Non deve essere molto lavorato, perché comunque si aggiungerà quasi subito i restanti ingredienti. Come vedete la lavorazione deve arrivare all'incirca a questo punto e adesso possiamo aggiungere la farina setacciata. Quindi iniziamo a impastare. Continuiamo ad aggiungere il latte con il burro sciolto, quindi il limone, ed infine il lievito. Iniziamo quindi ad impastare. Ora, la ricetta originale non prevede proprio la presenza di questo ingrediente, non tutti la mettono, non tutti apprezzano l'acquavite. Nella mia famiglia si usa, quindi noi mettiamo un bicchierino di acquavite, aggiungiamo l'impasto e poi vi farò vedere come si lavora. Tra l'altro questo tipo di aggiunta facilita la lievitazione, quindi conviene sempre aggiungerlo. Ora non so se riuscite ad apprezzare il tipo di movimento, però il movimento ve lo faccio vedere, è qualcosa di questo tipo. Ok? E si continua così finché tutto l'impasto sarà diventato omogeneo e inizierà a staccarsi dai bordi del recipiente. Vedete sempre il tipo di lavorazione e comincia a prendere corpo ed elasticità la pasta.
Vedete che comincia a staccarsi dal recipiente, guardate qui nella parte interna. Non va lavorato tantissimo alla fine, è solo una questione di movimento giusto. Potete vedere che l'impasto è ben incordato, quindi possiamo metterlo a lievitare con pellicola trasparente, coperto con un panno caldo, e lo lasceremo così per mezz'ora. Questo che stiamo preparando è quello che si chiama suganisteddu. In pratica è un canestro di paglia intrecciata, tipico sardo, vedete? Che viene ricoperto con una tovaglia pulita e verrà utilizzato per la lievitazione dei fati fritti. Questo è un pezzo di storia che io ho ereditato dalla mia famiglia. Come vi ho detto, abbiamo finito la lavorazione, la prima fase, quindi abbiamo coperto con della pellicola trasparente e quindi con uno strofinaccio e una coperta di lana. Deve rimanere così per mezz'ora e raddoppiare circa il suo volume. Dobbiamo cominciare a lavorare le palline. Quindi metteremo un po' di farina sulla spianatoia, prenderemo delle cucchiaiate di impasto a cui daremo una forma di pallina appunto sul nostro piano di lavoro. Quindi iniziamo il porzionamento. Con un cucchiaio peschiamo quindi una cucchiaiata di impasto, andiamo a metterlo sulla farina e quindi formiamo la nostra pallina. Così velocemente. Dopodiché andiamo a mettere tutto in suganisteddu. Bella la pasta. Continuiamo così fino a finire tutto l'impasto. Una volta terminata la formazione delle palline, questo è il risultato. A questo punto dovremo coprire l'impasto con la nostra coperta e con gli strofinacci e lasciamo lievitare per 2 ore. Cresceranno parecchio. Come vedete ne escono circa una ventina. Ecco qui, abbiamo coperto tutto con una coperta di lana e quindi aspettiamo le 2 ore per la lievitazione. Una volta terminata la lievitazione, iniziamo a scaldare l'olio. Una cosa importante, l'olio deve essere ben caldo, ma non troppo caldo, perché altrimenti i fratti fritti saranno bruciati all'esterno e crudi all'interno. Quindi occhio alla temperatura. Intanto abbiamo preparato anche un vassoio con dello zucchero che ci servirà, una volta scolati i fratti fritti, per finirli con questa guarnitura. Ecco a voi il risultato finale. Guardate quanto sono cresciuti, questa è la mia mano. Hanno lievitato veramente bene e vi assicuro che sono soffici e per niente appiccicosi. Ma che grandi. Ora si procede alla frittura. Ne metto 3. Vedete la procedura? Facciamo il forro centrale, lo divarichiamo leggermente e poi mettiamo a friggere. Quello che dobbiamo fare è cuocerli finché avranno preso colore da un lato e poi dall'altro. Al centro dovrebbe formarsi poi una riga leggermente più chiara, che vedete qui. Una volta scolati andremo a cospargerli con lo zucchero. E proseguiamo finché avremo finito di farli tutti. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Ora li assaggerò per voi. E questo è l'interno. Sono davvero buoni. Buon appetito!